Il debito è fuori controllo, non si riesce a far quadrare i conti e per i calabresi aumento di IRAP e IRPEF. Intesa Confcommercio Banca Italia Catanzaro, attivato il servizio per segnalare ritardi nell'erogazione del credito. Sono 90.000 i rientri registrati nel Cosentino, 70.000 solo nel mese di giugno. Il comune di Diamante vorrebbe cedere alla regione il Tetro dei Ruderi, non possiamo gestirlo. Il mare calabrese è pulito, non ha dubbi il direttore generale dell'Arpacal Domenico Pappaterra. Calabresi di B domani sera in campo per 2 gare da brivido per obiettivi diversi, Cosenza per la salvezza, il Crotone per la A. Buonasera dalla redazione del TG10, la sanità in primo piano in questa edizione, fallito l'obiettivo previsto per il piano di rientro per il 2019 in Calabria, conti in rosso per la sanità con la conseguenza di aumento di IRAP e IRPEF per i calabresi, un documento promosso da comunità competente di Rumo e Scuria, incassa 8.000 firme in una settimana, è stato chiesto l'intervento del Ministro Speranza, sentiamo. I tagli agli ospedali, le mancate assunzioni, i sacrifici di medici, infermieri e cittadini non sono serviti. I conti della sanità in Calabria non tornano, i conti sono in rosso. Non si sono raggiunti infatti gli obiettivi previsti dal piano di rientro dal deficit sanitario nell'esercizio del 2019. Il risanamento non c'è stato e non è la prima volta che avviene in 10 anni di commissariamento. A certificare i numeri il tavolo adduce che ha stabilito l'ammontare del disavanzo accumulato nel tempo, pari a 60 milioni di euro, di cui 10 sarebbero stati prodotti nella gestione degli ultimi 2 anni. La cassa sempre più vuota e per contrasto maxi indennità aggiuntive per i manager, come quella prevista di 45.000 euro annui per il nuovo direttore generale del Dipartimento Salute. Chi paga il surplus e la mole di debiti? La situazione della Calabria, simile a quella del Molise, avrà delle conseguenze, come dimostrano le richieste avanzate dal Ministero dell'Economia in termini di aumento dei tributi per i calabresi. È una tragedia annunziata, cioè nel senso che avremo un ulteriore incremento dell'IRAP e dell'IRPEF. Già noi calabresi paghiamo annualmente 98 milioni di euro in più perché siamo in piano di rientro per quanto riguarda IRAP ed IRPEF. Per tamponare il debito noi che facciamo? Ci mettono tasse in più, praticamente nonostante questo noi sempre splafoniamo. Quindi da una parte il debito aumenta, dall'altro aumentano le tasse, dall'altro non abbiamo i livelli essenziali di assistenza. Ecco perché noi come comunità competente abbiamo raccolto 5.000 firme in 8 giorni, tra cui anche 120 sindaci, per chiedere al Ministro Speranza o il superamento del commissariamento oppure una seconda fase del commissariamento, cioè un commissariamento a questo punto che faccia le riforme, perché in questa Calabria mancano le riforme. Noi lo diciamo da tantissimi anni e mi auguro che a questo punto questi dati, queste cifre inducano la politica a avere una voce forte per chiedere le riforme della sanità in Calabria, riforma organizzativa ed etica, come chiediamo da tanto tempo. All'annunziata pochi interventi chirurgici per mancanza di personale, questa è la denuncia dell'Ordine dei Medici, sentiamo. Interventi chirurgici solo in caso di emergenza nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza a causa della carenza di personale. È uno scandalo, afferma il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza Eugenio Corcioni. Le sale operatorie lavorano a scartamento ridotto per colpa esclusiva della direzione generale. Il commissario dell'azienda ospedaliera di Cosenza Giuseppina Panizzoli può assumere, spiega Corcioni, ma c'è una procedura tecnica che non sa attivare ed è tutto bloccato. È una follia, non è accettabile che non si possa procedere alle assunzioni già autorizzate con graduatoria pronta. Il risultato è che i pazienti devono andare fuori regione anche per un'ernia inguinale. Si aumenta così la migrazione sanitaria e i costi a carico della sanità calabrese. Il coronavirus ha incancrenito questa situazione. Non si tratta di una questione di dispositivi di protezione che in sala operatoria, chiarisce il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza, erano obbligatori anche prima del Covid-19. È un dato di fatto che mancano ferristi e infermieri, personale prezioso in quanto i medici senza loro non possono operare. Le iniziative del governo hanno dato massima libertà nell'assunzione di nuovo
personale e se l'azienda ospedaliera di Cosenza non ha acquisito né medici né infermieri, la responsabilità è della direzione generale. Questa è la verità, non ci sono impedimenti tecnici o giuridici, ma l'incapacità di aumentare l'organico. Mi chiedo perché abbiano riaperto i termini per 4 concorsi di reparti essenziali quali oncologia, cardiologia, interventistica, otorinolaringoiatria, chirurgia pediatrica, bloccando l'iter anche se gli iscritti già c'erano. È evidente che se le sale operatorie, che per me dovrebbero lavorare H24, non sono attive almeno 12 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, ma funzionano solo per le urgenze, i bilanci saranno sempre in passivo. Il commissario per il piano di rientro dal debito sanitario Saverio Cotticelli ha stilato le linee per il riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ma è una sorta di imbroglio. Di fatto non è stato fatto nulla. Un esempio su tutti, l'aumento dei posti letto in terapia intensiva senza finanziamenti per rifarle, visto che sono un sistema chiuso con un riciclo di gas altamente infettivo, è impraticabile. Si parla quindi di posti da riconvertire, togliendoli ad altri reparti già in sofferenza, medicina, gastroenterologia, cardiologia, eccetera. È un piano teorico, denuncia Corcioni, di cui non vedremo mai neanche la nascita. Il problema oggi è l'ordinario, 600 persone vanno in pensione e non ci sono nuovi assunti, l'ospedale si paralizza. Fino a dicembre siamo a rischio emergenza, però le sale operatorie devono lavorare, non basta fare le visite ambulatoriali se poi non si può intervenire con la chirurgia. Il Covid non c'entra, l'attività chirurgica è ferma perché manca personale. E ancora per la sanità, disagi al centro vaccinazione dell'ospedale di Locri, vediamo perché. C'è un disagio al centro vaccinazioni dell'ospedale di Locri, lo denuncia il Comitato Difendiamo l'Ospedale, un'associazione che da mesi sta battagliando su molte questioni, e lo conferma il responsabile della struttura, il dottor Pierdomenico Mammì. Ovviamente la carenza di personale è una delle cause, ma non la sola. Ad esempio c'è un infermiere che non solo fa le sue funzioni sanitarie, ma deve anche operare come amministrativo, e questo chiaramente crea un qualche problema. Ma c'è anche un'altra questione ed è il comportamento degli utenti. Ad esempio non si può accettare che si arrivi alle 3-4 del mattino per prenotarsi e poi ricomparire alle 8. C'è una procedura molto rigorosa, come evidenzia lo stesso dottor Mammì, e la stessa va rispettata, cioè alle 8 bisogna prenotarsi attraverso l'elimina code e poi attendere che si comincino le vaccinazioni. La polemica è esplosa dopo che il Comitato Difendiamo l'Ospedale ha notato gravi assembramenti, soprattutto nel giorno in cui si vaccinano i bambini. Questo evidentemente in una situazione di emergenza sanitaria come quella vissuta dal mese di febbraio e che ancora persiste è certamente un disagio, ma anche un pericolo. E poi c'è questa evidente carenza di organico che crea ulteriori problemi. Il Comitato Difendiamo l'Ospedale ha chiesto immediate soluzioni e lo stesso ha fatto il dottor Mammì, quindi c'è un'unione di intenti che almeno può far sperare in una soluzione sollecita. Tuttavia il problema rimane e i pericoli anche, quindi massima attenzione. Sono oltre 90.000 i rientri in provincia di Cosenza, 77.000 sono nel mese di giugno, i dati sono stati resi noti da Martino Rizzo, responsabile del settore igiene e sanità pubblica dell'ASP per l'area della Sibaritide. Sentiamo. Sono migliaia fino ad oggi i rientri nella provincia di Cosenza. I dati diffusi dal responsabile del settore igiene e sanità pubblica dell'ASP per l'area della Sibaritide, Martino Rizzo, che sottolinea però la necessità di continuare a rispettare le norme per limitare i contagi, già perché il virus non è un lontano ricordo, continua a circolare anche se forse con una carica virale inferiore a quella iniziale. Rizzo ricorda che i positivi asintomatici restano tali anche dopo i 90 giorni dall'accertamento iniziale, per questo persone provenienti da zone dove il virus circola potrebbero riportarci nei guai. Nel dettaglio, fino ad ora nella provincia di Cosenza si sono registrati circa 90.000 rientri. In particolare sono arrivati nel solo mese di giugno oltre 77.000 persone. Arrivano soprattutto dalla Campania e dalle regioni vicine, ma anche dal centro e dal nord Italia. I napoletani sono più o meno la metà, 35.676, ma un buon numero arriva anche da Salerno, 5.833, Caserta 2.742
e Avellino 1998. Tra i pugliesi i più numerosi sono i baresi 3.578, mentre per quanto riguarda la Basilicata i maggiori arrivi sono quelli da Potenza 2.897. Non mancano i romani 7.572, i milanesi 2.514, i bolognesi 1.020 e i torinesi 969. Mete preferite sono le nostre zone costiere, Scalè in testa con 13.581 nuovi arrivi, poi Santa Maria del Cedro 7.075, Diamante 6.464, Tortora 6.231, Praia 5.722, San Nicolarcella 4.666. Sono queste le località più gettonate del Tirreno, mentre lo Ionio ha numeri più contenuti. A Corigliano Rossano 2.501 arrivi, poi Roseto Capospulico 2.151, Cassano Ionio 1.972, Villa Piana 1.739, Mandatoriccio 1.394, Cariati circa 1.000. Migliaia di arrivi dunque, ma fortunatamente ad oggi non si registrano nuovi contagi in provincia di Cosenza. L'ultimo risale al 20 maggio 2020. Sono passati ormai 30 giorni dall'apertura dei confini e non è successo niente di grave, quindi va tutto bene. Però ovviamente noi che ci occupiamo di prevenzione dobbiamo pensare a come fare per essere sicuri e quindi ci siamo impegnati nell'intensificare i tamponi da fare sulle persone che vengono in particolare da alcune aree del nord Italia e dall'estero. Ma questo purtroppo non basta, perché il numero di tamponi che possiamo processare resta limitato rispetto all'afflusso di persone e quindi l'unica cosa che ci può salvare è quello di comportarci mantenendo le misure di distanziamento. Siamo stati bravi fino ad oggi, continuiamo ad essere bravi in futuro. E il bollettino di oggi regionale che riguarda il coronavirus segnala uno 0 contagi in Calabria. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 94.880 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.181, più 0 rispetto a ieri. Quelle negative sono 93.699. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 1 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 182 guariti, 33 deceduti; a Cosenza 1 in isolamento domiciliare, 433 guariti, 34 deceduti; a Reggio Calabria 2 in reparto, 16 in isolamento domiciliare, 256 guariti, 19 deceduti; a Crotone 1 in isolamento domiciliare, 112 guariti e 6 deceduti; a Vibo Valentia 1 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 77 guariti, 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio sono in totale 8.323. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. C'è una notizia che riguarda un 41enne del Bangladesh che ha dichiarato di essere residente a Rende e non ha osservato la quarantena obbligatoria prevista per chi arriva in Italia fuori dall'area Schengen. È stato rintracciato a Cosenza dall'autorità, ha viaggiato su un volo partito da Dacca e diretto a Roma, poi su un aereo atterrato alla Mezzia Terme, ora in quarantena obbligatoria, è stato sottoposto a tampone rinofaringeo perché sullo stesso volo è stato registrato un caso di positività al Covid-19 su un passeggero. La task force dell'ASP di Cosenza è al lavoro per tentare di ricostruire i contatti del 41enne. Sul volo atterrato il 23 giugno scorso all'aeroporto della Mezzia Terme c'era anche un altro bengalese di 27 anni che ha dichiarato di essere residente a Davoli nel Catanzarese. Un'altra notizia: il Tribunale di Esame ha disposto la scarcerazione dell'ex comandante dei Vigili del Fuoco di Cosenza Massimo Cundari. Lascia il carcere l'ex comandante dei Vigili del Fuoco di Cosenza. Sono stati disposti gli arresti domiciliari per Massimo Cundari, 54 anni, arrestato il 23 giugno scorso con l'accusa di concussione, falso in atto pubblico, induzione indebita a dare o promettere utilità. È quanto disposto dal Tribunale del Riesame. La decisione è stata presa questa mattina su richiesta dell'avvocato Nicola Carratelli, legale di Cundari. Secondo le accuse, l'ex comandante avrebbe chiesto e ottenuto da un imprenditore del settore petrolifero la consegna di 8.500 euro che la vittima riferisce di aver versato per il rilascio delle autorizzazioni necessarie ad avviare l'apertura di un impianto di distribuzione di GPL. Cundari, sospeso dal servizio, prima dell'arresto è stato trasferito da Cosenza al comando di Forlì Cesena ed era in procinto di prendere servizio in Sardegna.
Accesso al credito per le aziende. A Catanzaro sinergia tra associazioni e Banca Italia per dare risposte e contrastare il rischio usura. L'emergenza sanitaria e i lunghi mesi di lockdown hanno acuito la crisi del tessuto economico che ha bisogno di liquidità per andare avanti, ma non è semplice accedere alle misure di sostegno previste dal governo. Le risposte delle banche tardano ad arrivare. A Catanzaro Confcommercio, insieme alle associazioni del territorio, ha aperto un confronto con la filiale catanzarese di Banca Italia. Grazie ad un'apposita mail e ad un servizio di messaggistica WhatsApp si potranno segnalare ritardi e disservizi nelle richieste di finanziamento. A seguito dell'incontro in Banca d'Italia col direttore Magarelli abbiamo inteso procedere in questo percorso con il forum delle associazioni, quindi Confcommercio e il forum delle associazioni, per mettere a disposizione degli utenti un servizio. Ci siamo resi conto che purtroppo le istruttorie messe in atto dagli istituti bancari sono abbastanza farraginose e complesse per il momento emergenziale che stiamo vivendo nel periodo Covid e post-Covid per l'attuazione delle misure economiche. Quindi molte sono le segnalazioni che ci stanno arrivando, molte sono quelle che metteremo a regime mettendo a disposizione dell'utenza una mail dedicata e un numero di telefono WhatsApp al quale possono rivolgersi tutti quelli che pensano di avere e di subire un disservizio appunto nelle dinamiche di erogazione dei crediti dalle banche. Anche a causa delle difficoltà di accesso al credito è concreto e reale il rischio usura. Il nostro territorio è un territorio sensibile, soprattutto nella dinamica di debolezza economica, sensibile all'usura, e quindi un ritardo di 3 mesi, di 2 mesi, un ritardo di comunicazione, di legame con le banche porta senz'altro le aziende, le microaziende a doversi dotare diversamente. Quindi non c'è la possibilità, senza questa vigilanza, non dico di evitare, ma insomma di supportare l'azienda in maniera diversa. Il Comune di Diamante vorrebbe cedere alla Regione il Teatro dei Ruderi. Non possiamo gestirlo, dicono dall'amministrazione. Ripartiamo dal turismo è lo slogan di una serie di iniziative promosse dalla Regione Calabria in diverse località per discutere con i sindaci e con le comunità sulle iniziative da mettere in campo in questa estate post-Covid. A Cirella, nella splendida location del Teatro dei Ruderi, a moderare l'incontro il giornalista Michele Cucuzza, cittadino onorario di Diamante, insieme all'assessore Orso Marzio e al sindaco Magorno. Bisogna avere coraggio perché noi su questa stagione, che è una stagione su cui aggiungiamo tutte queste risorse per tenere e gestirla bene, ci giochiamo soprattutto anche la prossima, cioè di candidarci come la dimora per gli italiani e gli europei più importante e più bella d'Europa. Insomma, il contesto si commenta da sé. Forte calo di presenze a giugno, ma luglio e agosto dovrebbe far registrare un'impennata. Questa è una stagione dove c'è da salvare il salvabile perché inizia in ritardo, ma dove noi ci possiamo giocare anche nella competizione sana e legittima dell'altra regione un ruolo fondamentale per avere un 2021 strepitoso, facendo un 2020 dove limitiamo le perdite, diciamo così. L'incontro si è svolto, come dicevamo, all'interno di una location straordinaria che ha bisogno di essere valorizzata. Questa straordinaria struttura, che è un'eccellenza su tutto il territorio, sul mare Mediterraneo, questo anfiteatro lo vorremmo mettere nelle mani della Regione Calabria, per dire diamo un segnale veramente nuovo, promuoviamo l'eccellenza, investiamo sull'eccellenza. Al di là dei bandi, una infrastruttura come questa ha la necessità di essere un'infrastruttura che appartiene a tutto un territorio, a un'intera regione. Il significato di questa iniziativa che ha promosso la regione a Diamante, noi la ringraziamo, io ringrazio l'assessore Gallo e l'assessore Orso Marzio, così come il presidente della giunta regionale, è un'iniziativa importante perché parla ai sindaci, parla agli imprenditori turistici, parla ai titolari di attività produttive che in questo momento ognuno per la loro parte sono inginocchiati. Il mare calabrese è in perfetta salute, lo dice il direttore generale dell'ARPACAL Mimmo Pappaterra dopo i controlli effettuati dall'ente.
Il turismo calabrese riparte dal suo mare cristallino, insignito quest'anno di ben 14 bandiere blu, che rappresentano l'orgoglio di una regione che ha particolarmente a cuore la gestione sostenibile del territorio e la tutela ambientale, a partire dalla grande risorsa marina. Questa è una terra, la nostra, la Calabria, che mette insieme un mix straordinario di risorse. Io ne ho parlato l'altra sera in un'iniziativa proprio sul mare a Tropea. È del tutto evidente che oggi noi possiamo presentare un mare in condizioni di ottima balneabilità. I risultati sono assolutamente eccellenti, permangono, come tutti i calabresi sanno, alcune criticità alle foci dei fiumi, nelle zone portuali, però abbiamo fatto anche in piena stagione di lockdown, nei 3 mesi, persino con la Capitaneria di Porto, dei prelievi puntuali, ed è venuta, come dire, una condizione del mare assolutamente sana, balneabile, quindi questo un po' tranquillizza anche le tante persone che anche in questa fase vogliono venire qui da noi. Torniamo alla cronaca per una maxi evasione scoperta dalla Guardia di Finanza di Palmi. Oltre 600.000 euro di imposte, 500 di IVA, scoperta una maxi evasione dai finanzieri della Compagnia di Palmi. Dalle indagini coordinate dal procuratore Ottavio Sferlazza e dal PM Daniele Scarpino sarebbero emerse una serie di irregolarità. Per questo è stato disposto un sequestro di beni per 1.100.000 euro ad un'impresa operante nel settore edilizio e al suo rappresentante legale, dopo che a carico della società è emersa una consistente evasione fiscale. Secondo le ricostruzioni delle Fiamme Gialle, nella prima fase degli accertamenti il rappresentante legale della società avrebbe sottratto e occultato le scritture contabili e documenti della stessa, in modo da impedirne la ricostruzione dei redditi e dell'effettiva capacità contributiva. Alla luce di queste risultanze, il legale rappresentante dell'impresa è stato dunque denunciato per omessa dichiarazione e occultamento di istruzioni di documenti contabili. Fra i beni sottoposti a sequestro figurano disponibilità finanziarie e beni mobili registrati. Dopo più di 3 mesi riaprono i cinema in Calabria. A Cosenza sarà Cinema sotto le stelle, con una rassegna che conta già molte prenotazioni. I titoli ben in evidenza, gli amanti del cinema hanno già prenotato il posto a Cosenza, dove riaprono le sale. Cinema sotto le stelle, le indicazioni previste per evitare i contagi da Covid, il dispenser con l'igienizzante, le distanze con le strisce gialle sul pavimento, poi finalmente, dopo più di 3 mesi, l'emozione del grande schermo. Dopo oltre 110 giorni di chiusura forzata riapriamo i cinema qua a Cosenza, riapriamo il Cinema Citrigno, sfruttando il nostro tetto apribile avremo una cinema arena per tutti gli amanti del cinema. È un ritorno, speriamo, alla normalità. In tutta Italia ci saranno oltre 400 cinema che hanno riaperto, quindi circa 1/3 delle sale, e speriamo che nonostante i timori che comunque non possiamo assicurare gli spettatori, con il distanziamento sociale non ci saranno problemi, speriamo appunto che il pubblico ritorni nelle sale. Iniziamo con una programmazione tipo rassegna, quindi riproponendo i migliori titoli della stagione appena conclusa, e attendiamo per agosto invece le uscite dei primi film nuovi, tra cui Onward, il cartone animato della Walt Disney, Tenet e Mulan. E speriamo poi con i primi di settembre di ritornare alla totale normalità e quindi offrire al pubblico i migliori film della stagione cinematografica. A proposito di film, sperano in un lieto fine Cosenza e Crotone, impegnate in questo campionato particolare, una stagione che finirà ad agosto, e domani un altro atto importante per entrambe, al Savito Marulla e allo Scida. Tra poco più di 24 ore torna in campo la Serie B dopo le sfide giocate lunedì sera. Per Crotone e Cosenza saranno gare decisive. I pitagorici ospiteranno allo Scida il già promosso Benevento di Pippo Inzaghi con 7 giornate di anticipo, ma dopo 3 pareggi consecutivi è vietato sbagliare, perché il Cittadelle è appaiato in classifica e attende un passo falso per consolidare la seconda posizione. La squadra è in netta crescita, abbiamo ritrovato tutte le nostre caratteristiche, sia di gioco che fisiche, che tecniche, quindi la squadra c'è ed è la cosa principale.
Crotone sarà sempre il Crotone, uguale, cercando di essere al massimo equilibrato, cercando di attaccare in 11 e di difendersi in 11 quando sarà necessario. Abbiamo sempre visto che il Crotone vuole fare la partita sempre dovunque e anche domani lo vorrà fare, a prescindere da chi abbiamo di fronte. Spolli ha avuto una ricaduta, Mazzotta non so se per Cittadella stiamo andando abbastanza cauti con Mazzotta. Gigliotti è recuperabile, quindi è convocato. Jankovic penso che la prossima partita sia disponibile. Non vorrei dimenticarmi qualcuno, ma per il resto sono tutti a disposizione. Al Marulla invece si giocherà una sfida salvezza con l'Ascoli. Ai Lupi di Occhiuzzi servirà un successo per conquistare il quartultimo posto proprio ai danni dei marchigiani. Dopo il turnover contro il Trapani, il mister non ha ancora sciolto le riserve e attende la rifinitura per capire chi meriterà un posto da titolare. La squadra sta bene sia di testa sia fisicamente, quindi la squadra fisicamente è allenata bene, stanno bene tra di loro i ragazzi, questa è la cosa che a me interessa e la cosa che mi dà più forza, vederli allenare. Ma io ho una rosa ampia dove ormai questa squadra sa ciò che voglio io, tutti sono messi a disposizione, danno il massimo tutti e 25 i giocatori della rosa, quindi poi le valutazioni si fanno strada facendo, insomma, quindi ho la fortuna di avere un gruppo che sta tutto bene e quindi mi reputo molto fortunato in questo. L'economia adesso, la rubrica sulla borsa. Mattinata in rialzo per le borse europee. Riflettori puntati sulla diffusione dei dati americani sul mercato del lavoro, il report dovrebbe evidenziare un incremento dei non-farm payroll intorno ai 3 milioni, oltre a un tasso di disoccupazione del 12%. Focus anche sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, mentre l'Eurozona e l'Italia hanno riportato a maggio un tasso di disoccupazione rispettivamente del 7,4% e del 7,8%. I mercati intanto guardano con ottimismo ai test su un potenziale vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer e BioNTech, anche se i numeri della pandemia continuano a destare preoccupazione, soprattutto in USA e Giappone. A Piazza Affari il FTSE MIB avanza del 2,0%, ben intonato come l'Ibex 35 di Madrid a più 2,3%, il DAX di Francoforte a più 1,7%, il CAC 40 di Parigi a più 1,5%, il FTSE 100 di Londra a più 0,8%. Sul Forex l'euro-dollaro è in rialzo a 1,129, mentre il cambio tra biglietto verde e yen resta poco mosso a 107,4. Tra le materie prime avanzano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,7% a $42,3 e il WTI sempre a più 0,7% a $40,1 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si riduce a 164 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,23%. Tornando a Piazza Affari, corrono le banche, in particolare Unicredit a più 5,5% e Banco BPM a più 5,2%, ma anche Intesa a più 3,3% e Mediobanca a più 3,8%. Grazie, al prossimo aggiornamento. E adesso il meteo, vediamo. L'anticiclone nordafricano è previsto in rinforzo per le prossime 36-48 ore fino alle porte del weekend. Seguirà una fine settimana più instabile con temperature in calo su valori più prossimi alle medie tipiche del periodo. Domani cielo sereno o poco nuvoloso, nuvolosità in parziale aumento nel pomeriggio nelle aree montuose, in propagazione ai versanti ionici, ma senza fenomeni di rilievo. Ancora temperature molto calde nelle zone interne prossime alla pianura, con valori fino a 38-39 gradi nella valle del Crati. Passiamo ora a mari e venti, domani venti che si disporranno tra deboli e moderati da ovest sul Tirreno, con mare poco mosso. Deboli e regimi di brezza sullo Ionio con mare calmo,
tendenti a disporsi da ovest moderati dal pomeriggio, specie sul golfo di Corigliano e il golfo di Squillace, con conseguente moto ondoso in aumento a poco mosso. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.